presentato Marco, faccio parte di una serie molto lunga dei comitati, sono circa 12 in più province, che ci spostiamo un po' in tutto il Veneto a seconda di dove ci chiamano, a seconda dei problemi che ci sono. Questa sera è sempre un po' un rischio parlare dopo il dottor Livorno, perché lui parte e va a 360 gradi e spazia, anziché ha una grande capacità di presentare le cose, di presentare le tematiche, ed è molto preciso e chiaro su tutto quello che dice. Di solito questi incontri li facciamo al pomeriggio, perché sempre parlare dopo il dottor Livorno a quest'ora qua si finisce a parlare dell'ultimo parole in pigiama e che c'è male la mano. Comunque, come avete già ben capito, senza essere magari molto ripetitivi, alcune cose non ci facciamo assolutamente mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla perché il nostro territorio purtroppo è diventato un territorio di conquista. La grande attenzione c'è stata in passato, un po' è rimasta anche al giorno d'oggi nel meridione, nella terra di fuochi, in quegli 88 comuni, ma la maggior parte della concentrazione di questi inquinanti è su 55 di quegli 88 lì. Diciamo che lì hanno fatto un Everest alla rovescia, hanno fatto una buca più grande dell'Everest e ci hanno seppellito di tutto di più. È veramente un disastro ambientale veramente senza precedenti, dove la camorra ha distrutto il territorio senza tenere conto della vita dei cittadini, e questa qua è una cosa veramente bruttissima nella maniera più assoluta. È una cosa che ha avuto per un lungo periodo anche la complicità di chi non è intervenuto per fermare questo scempio e questo crimine che stavano portando avanti. Chi è intervenuto è entrato in campo per fermare queste cose qua. Sono entrate le mamme dei figli che sono morti di tumore. Ci sono tantissimi bambini sotto i 3 anni di età che si malano di cancro, che si malano di forme molto rare di cancro. Ci sono moltissimi bambini che muoiono prima di arrivare ai 14 anni. Questa cosa qua, con molta tristezza, da dire che è stata ripresa dai preti e dalle mamme che purtroppo subivano questa disgrazia nella loro famiglia. Mi intrufolo, perché tutto secondo questa sera dei signori e grandi signori lo riportiamo fedelmente sui giornali. Avvenire, leggi il titolo, solamente il titolo, Avvenire. Questo qua è grande, mai più indifferenti. Terra dei fuochi è ufficiale, uccide. Però diciamo che questa qua è una cosa. Sempre Avvenire, Terra dei fuochi. Possibile che entrano le mamme? Perché entrano le mamme? Perché nascono i figli deformi. Allora, cosa succede? Lo dico subito. Prego. Io, tutti noi ci cureremo di tumore perché abbiamo un po' di risparmi. I nostri figli non si cureranno di tumore, non hanno risparmi e soffriranno. I nostri nipoti saranno di mostri. Tutto questo è documentato, basta andare tecnicamente su internet e chiedere a Terra di fuoco. Tutto ciò che ho detto, io sono un po' fanato dei giornali, di Verona è vero, vi hanno arrestato persone di Verona, ho preso l'Arena stamattina. E Terra di fuochi pensavo che partisse da Torretta di Magadizza e finisse con Sant'Urbano. Non è vero, parte da Roncall'Adige. Nessuno sentito di Roncall'Adige? Ma guarda caso, da Roncall'Adige. E dove va a finire? Ecco, queste verità sono terrificanti. I nostri nipoti saranno dei mostri. E chi ci avvelena, e l'Everest è fatto giù, adesso fanno qua, terra di conquista, noi moriremo tranquillamente. Chi ci fa morire? Non lo sappiamo neanche, sappiamo solo che moriremo. Scusa. No, in particolare questo qua è molto toccante e entra proprio nel tema. Purtroppo è questa la realtà, purtroppo ripeto, nell'area dove viviamo noi.
questa a causa dell'incuranza o la complicità delle autorità che dovevano intervenire fino adesso. Ogni tanto scoprono qualcosa, però mi sembra che le cose vadano sempre molto a rilento. Nel frattempo la gente però si ammala e muore di cancro. Noi abbiamo sollevato questi grossi problemi ancora da qualche anno a questa parte e continuiamo a dirlo e con un'insistenza non ci fermeremo, perché siamo stanchi di vedere epigrafi di persone da 35 a 57 anni per la gran maggioranza. Qui si calcola che 2 persone su 3 si ammaleranno di cancro, e personaggi come Montanari ed altri sostengono che i picchi saranno evidenti verso il 2020. Saranno evidenti, però noi questa cosa l'abbiamo notata già adesso, quel tanto che anche i preti sono intervenuti durante la predica a dire fate qualcosa, intervenite, non possiamo stare a assistere in modo passivo a queste terribili cose che stanno succedendo. Ci sono le mamme di ragazze molto giovani che vanno dal prete o dei preti per chiedere qualche preghiera perché hanno la ragazza con tumore al seno. Ci sono le leucemie infantili in fortissima espansione, ci sono patologie respiratorie, tumori polmonari e quant'altro che preoccupano moltissimo. Abbiamo anche degli amici medici che ci dicono che nelle nostre zone ci sono anche varie forme di tumori molto rari e che ci danno pieno appoggio per andare avanti, per spronare queste indagini epidemiologiche, perché vedete sono anni che promettono le indagini epidemiologiche e fatalità queste indagini partono sempre in periodo preelettorale, poi non appena si è svolto il voto queste qua si insabbiano in qualche maniera. Vi voglio fare un esempio: il 1 aprile del 2011 è partita un'indagine epidemiologica. Si sono trovati nella sede del Padova 3, si sono trovati i responsabili dell'USL 17, si sono trovati 2 sindaci di Este e di Ospedaletto, i responsabili dell'USL, tutti concordi che era il caso di fare questa indagine epidemiologica. Spesa preventivata, se non erro, erano 70.000 euro. Okay? L'incarico all'Università di Verona, c'erano presenti anche 2 medici. Il 22 di aprile, che è sorta il primo, io l'ho sempre etichettata come una giornata del pesce questa qua, il 1 di aprile, il 22 era già stata bloccata. Era già stata bloccata perché a quanto si dice le maggiori cause che hanno bloccato questa indagine diventava invasiva anche pure, perché si trattava di fare delle analisi del sangue alle donne in gravidanza e un tampone in gola ai bambini nelle elementari. No? Sono i bambini quelli che subiscono l'effetto più nefasto dell'inquinamento ambientale. Diceva anche il dottor Cordiano la settimana scorsa dei bambini. Certo. Noi abbiamo un dovere etico, morale di portare avanti queste battaglie e non ci dobbiamo fermare perché questa qua per noi sarà una missione e non solo per noi ma per moltissime altre persone, perché dobbiamo garantire un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti e alle nuove generazioni. Non possiamo far sì che questo continua ad andare avanti come è andato avanti fino adesso, anche se consapevoli che l'inquinamento che c'è stato, le conseguenze ci saranno senza dubbi per molti decenni di anni. Però non possiamo far sì, permettere che questa cosa vada oltre e continui a inquinare in questo modo qua. Allora, dall'insabbiamento di questa indagine epidemiologica con questi pretesti, perché sono solo pretesti, posso capire che c'è l'intenzionalità politica a non procedere su queste indagini, perché potevamo addirittura discutere sulle modalità, oppure si poteva fare su base volontaria. Io penso ci sarebbe stata colonna da un comune all'altro per andare a fare queste analisi, anche perché chi non tiene alla propria salute, in particolar modo alla salute di tutti. Ecco, qui c'è anche un'altra compromissione di questo territorio di conquista, perché così veramente è stato etichettato. Noi siamo stati in passato anche al Ministero dell'Ambiente a Roma e ci hanno detto per tutta l'altra concentrazione di attività insalubri che abbiamo nel nostro territorio, ci sono già molte attività insalubri concentrate in quel territorio. Ha senso andare a delocalizzare per spostarle altrove? Cioè, è grave questa risposta qua, perché ti lascia veramente basito, ma noi dobbiamo
dare conoscenza alla cittadinanza, perché uno deve essere pienamente consapevole di dove va a vivere, perché la durata e la qualità della vita delle persone è determinata dal luogo dove abita. Se un luogo è insalubre non ci sono molte speranze. Ci sono state nell'ultimo anno 88.000 morti. Di queste 88.000 morti, 67 sono riconducibili a cause o con cause dovute all'inquinamento ambientale. Qualcuno cerca di ripararsi dietro al fatto che si è alzata l'età media. Bene, vi dico che a conti fatti questo può incidere per una percentuale massima del 12,3%. Per tutto il resto non sta in piedi nulla. Anzi, però dobbiamo anche dire, perché ci sono medici che sostengono che si vive di più, dunque l'alto numero di mortalità è dovuto perché la fascia media si è spostata e tutto in un colpo ci sarà stato un crollo. Che cosa sarà successo? Non è possibile una cosa del genere, ma anche se dovessimo tenere conto in parte di quello che ci dicono alcuni medici, per fortuna non sono molti, c'è da sottolineare che la gente si ammala molto prima e c'è l'accanimento terapeutico per portare una persona a una certa età. È inutile arrivare al giorno d'oggi a 70 anni oramai con un catetere o con una sacchetta attaccata di fianco, scusate tanto, ma a quel punto lì veramente proprio non ci siamo. Qui c'è l'interesse delle grosse robe, delle case farmaceutiche che vanno a pari passo con le industrie insalubri che inquinano, con gli enti che non funzionano oppure che potrebbero funzionare molto meglio. Guardate, noi come comitati abbiamo fatto un sacco di segnalazioni, moltissime volte abbiamo parlato con l'ARPAB, abbiamo parlato con i dirigenti ARPAB, chiamiamo l'ARPAB quando ci sono casi così, chiamiamoli d'emergenza, ma quante volte escono? Una volta c'era l'auto rotta, una volta c'è solamente una persona, dovrebbero essere in due, noi ci siamo offerti perfino andarli a prendere e riportarli anche a casa. Questi intervengono dopo una trentina di telefonate e non fanno una foto perché non sono capaci, perché hanno la macchinetta satura, con il telefono non riescono a fare una fotografia. Chiediamo il verbale, noi abbiamo difficoltà di fare un verbale del loro sopralluogo, devono fare dei campionamenti, non hanno i recipienti sterili o i sacchettini e poi ci vorrebbero i pennelli sterili. Alla fine, dopo ore di discussione, cosa ci dicono? Che le analisi devono essere prima concordate con il loro laboratorio. Bene, allora cos'è? Pianifichiamo l'inquinamento di quel giorno lì su una tale industria e poi andiamo fuori a fare le analisi? Ti rispondono che non c'è da preoccuparsi, perché al limite le facciamo fra 20 giorni, ma quando c'è il corpo del reato lì, cosa aspettiamo? Cosa? Che piova prima? È veramente una cosa che è al confine della realtà. Poi se andiamo a fare richieste di accesso agli atti su quello che abbiamo riscontrato, su quello che dovrebbero aver riscontrato, ci rispondono che il tutto è stato inviato alla magistratura, sicché ti negano anche l'accesso agli atti. Sicché è una cosa che noi abbiamo cominciato a segnalare alle varie procure, e non solamente alla procura ma anche al Consiglio Superiore di Magistratura, perché nel dubbio che queste cose non vadano avanti, il fatto stesso che abbiano arrestato un magistrato oggi, noi è da un po' che diciamo che c'è qualcosa che non va e qualcuno tiene i documenti chiusi dentro a un cassetto. Comunque, detto ciò, tornando a casa nostra, c'è un'alta concentrazione della nostra zona, perché se noi guardiamo a livello di rifiuti, partiamo da qui a Sant'Urbano, forse il posto più vicino, c'è una discarica atlantica regionale che è 45 ettari, è enorme, si trova in un posto estremamente infelice, perché ha un alto rischio idrogeologico, come è già stato detto prima, ma che inoltre è molto vicina all'Adige, ma anche vicino al Fratta, cioè è in mezzo a un fiume, a due fiumi in pratica. Il rischio di esondazione, visto i cambiamenti climatici che ci sono ultimamente, è molto alto. Sono stato una sera alla presentazione della messa in sicurezza della discarica atlantica regionale. Ho riso tanto quella sera, perché ne ho sentite di tutti i colori. E poi alla fine siamo andati anche a uno scontro abbastanza acceso, pure con il sindaco di Sant'Urbano, che io mi ricordo una volta era con i comitati prima di essere eletto. Dunque la pensavo in maniera diversa. Forse adesso, approfondendo certi aspetti, ha calcolato che la discarica è dopo. Però è una scelta sua. Noi siamo partiti con delle diffide e molte persone risponderanno nel tempo per le scelte che hanno fatto e le decisioni che stanno portando avanti.
Detto ciò, c'era anche un ingegnere, che era l'ingegnere Magagni, se non sbaglio, che è stato anche un progettista dell'inceneritore di Padova. L'ingegnere sosteneva che per mettere in sicurezza la discarica dell'Agea del centro urbano bisognava cambiare la pendenza delle sponde, perché avevano una pendenza con troppa inclinatura e questo comportava un'infiltrazione esagerata di acqua e sicché troppo percolato che dopo dovevano ripescare su per modificarlo. Ho detto vabbè, basta rifare le sponde, basta aggiungere la terra ai lati, sistemiamo il problema. No, bisognava portare un altro 1.000.000 di metri cubi di rifiuti per alzare di 7 metri le parti laterali perimetrali e si arrivava fino a un innalzamento, se non erro, di 9 metri sulla parte centrale. Cioè quella discarica lì vogliamo proprio farla sprofondare quella zona lì, perché veramente è una cosa assurda, è ai confini della realtà. Ho fatto una domanda io all'ingegnere e gli ho chiesto, è stata molto curiosa, perché ha detto ma in caso che l'Adige dovesse rompere o esudare, cosa succederebbe? La discarica verrebbe allagata, sarebbe veramente un disastro senza precedenti. Ho detto che non mi devo preoccupare perché la discarica ha degli argini attorno. Bene, dico, ma io non mi preoccupo che il fiume rompi la discarica, ma le acque si infiltrano e poi ritornando nella sede naturale dell'Adige andrebbero a finire dove attingono tutti gli acquedotti da Sant'Urbano fino a Cavazzare, e dopo c'è il problema del cuneo salino, eccetera, eccetera, su problemi diversi. Cioè, ci sono decine e decine di migliaia di persone che andrebbero a bere acqua estremamente inquinata. Come faremo a depurare una cosa del genere? Sarebbe un problema gravissimo. Chi si prende la responsabilità di tutto ciò? Non ci sono state risposte. Poi dico, ingegnere, ho una seconda domanda. Lei è qui per spingere un ampliamento di questa discarica di un ulteriore 1.000.000 di metri cubi, che è una cosa assurda, che a noi ambientalisti ci sembra veramente ai confini della realtà. Però Padova è stato colui che ha progettato la terza linea, è vero. Dunque, da una parte sostiene l'incenerimento del rifiuto, da una parte sostiene l'interramento. Possiamo fare una serata pubblica dove mettiamo a confronto le due idee? Lui mi ha detto che è molto interessante, ma 2 secondi dopo mi sono girato un attimo, che sono arrivate 2 persone lì, non si è più visto. Dove era arrivato? Probabilmente la telefonata. Io non l'ho più visto l'ingegnere. Comunque io insisto ancora su questa cosa qua, perché vogliamo capire bene quali sono le differenze, ma ce le devono spiegare veramente i tecnici. Su questo quando riguarda la discarica di Sant'Urbano. Poi abbiamo, che è una discarica tattica regionale, poi abbiamo un'altra grossa realtà, abbiamo la Sesa di Este. La Sesa può essere vista valutata da 2 punti di vista. Oggi c'è stato anche Don Mazzi che ha benedetto il nuovo impianto. Don Ciotti, scusate. Don Ciotti ha benedetto il nuovo impianto. L'esorcista? Perché vorrebbe l'esorcista, più facile che faccia anche esorcismo, non so, bisogna chiedere. Non ne siamo sicuri di questo. Comunque, fino adesso la Sesa aveva il più grande compostaggio d'Italia, uno dei primi 3 in Europa. Probabilmente dopo questi dovrebbero essere 12.000 nuovi metri quadrati, sarà il primo compostaggio più grande al mondo. Secondo noi abbiamo superato già la linea della normale tollerabilità, perché un impianto del genere non è più tollerabile per le sue dimensioni, la sua portata con il territorio, che insiste fra Ospedale di Tugano ed Este, è a 200 metri dal centro, 300 metri dal centro di Ospedale di Tugano e dall'altra parte c'è Este. Cioè, non è un punto molto felice. Il problema lo si sente il problema origine. Quello che ci preoccupa inoltre è il particolato che potrebbe viaggiare tranquillissimamente nell'aria e la gente potrebbe, e si respira sicuramente tutta questa roba qua. Se non bastasse, ci sono delle cose precise che tutto l'umido d'Italia, bene o male, arriva dentro lì. Ad esempio l'umido della Campania arriva dentro il Sesa. Che senso ha? Allora, il Movimento 5 Stelle nel piano regionale ha previsto i rifiuti a chilometri zero.
Adesso ho fatto perché è stato fatto il movimento, ma chiudiamo immediatamente questa parentesi qua. Bisogna spingere nella maniera più assoluta perché ci sia il chilometro zero di rifiuto. Tutti i rifiuti non devono assolutamente uscire dai confini regionali, ma è altrettanto vero che non devono entrare. Ogni regione deve essere autonoma a smaltire i propri rifiuti. Vedo già l'amico Paolo che mi sta fissando nel fondo perché mi sta telepaticamente suggerendo che la prima pubblicità da fare è quella di non fare rifiuti. Bisogna tornare un po' alle abitudini della nonna, andare con il recipiente a prendersi la farina, a prendersi tutto quello che serve in cucina e consumare il meno possibile. Le prime volte non conoscevo bene quel signore là, no? Ci è capitato di andare a fare la spesa una volta che eravamo lì prendendo due robette e lui ha detto no, non serve la possetta, e si infilava la roba sotto le braccia, dicevo, ma che cosa stai facendo? Non vedi che ti cade? Però insomma lui è coerente con le e lo ammiro per questo. Tutto quello che entra umido e verde, poi c'è anche un altro grossissimo problema che è da tenere in considerazione: va smaltito. E dove viene smaltito? Viene smaltito in un'area che è abbastanza piccola, che è quella della Bassa Padovana. Allora, anche ammesso che queste sostanze, che questo compost non sia nocivo, che non inquini, è sempre il quantitativo che ci fa pensare molto. Poi per le analisi di queste sostanze io chiedevo direttamente all'ingegner Mandato, vicepresidente di SESA, ex amministratore delegato, che però lui ha dato massima disponibilità, cioè su questa cosa qua non ci sono problemi, ne possiamo parlare, che ci sia una commissione fatta da cittadini che possa fare dei campionamenti a sorpresa e si possa appoggiare a un laboratorio d'analisi certificato per verificare che queste sostanze siano innocue. Perché le analisi vengono fatte da laboratori di parte, sono autodichiarazioni, autocertificazioni. Chi ci dà veramente la prova che tutto vada bene? Allora, noi non vogliamo accusare nessuno, questo sia ben chiaro, però non è normale che in questa zona qua, come dicono i preti, si muoia di cancro con una percentuale superiore al 40% rispetto alla media nazionale. Non è possibile che alcuni tecnici ci dicano, anche del mio comune, che si muore di certe patologie di tumore per il 27% in più rispetto alla media nazionale. Siamo sempre ben sopra la media nazionale. Qui ci sono degli studi, c'è anche una proposta a titolo progetto su un'analisi di mortalità dell'azienda USA 17. Io penso non sia una coincidenza se nell'USA 16 che è quella di Padova e 17 la nostra, vedendo anche una certa situazione molto grave purtroppo e generale che riguarda la Bassa Padovana, abbiano proprio tirato via il registro tumori dal 2006 in poi. E questa cosa qua è veramente, veramente grave, perché noi siamo stati allo IOP per avere dei dati, ci hanno risposto che questi dati non ci sono, oppure non ce li daranno, perché potrebbero essere anche allarmanti. Invece la gente deve essere avvisata e gli enti devono intervenire su queste cose qua, perché l'inquinamento ambientale è direttamente correlato, concatenato con la salute pubblica. Dunque, in primo sono in ballo le persone, la vita delle persone, e adesso tante patologie riguardano i bambini, okay? Che è una cosa estremamente grave questa qua. Ma poi devono intervenire su chi inquina. Fortunatamente adesso, l'anno scorso, la primavera l'anno scorso, è passata la proposta di legge sugli ecoreati. Bene, è un po' incompleta, però piuttosto di prima che c'era l'assenza totale di queste normative e che restavano impunite, perché un cittadino doveva investire 5-6 mila euro per provare che quella ditta X piuttosto che Y inquinasse, quella più e quella meno, poi invece se la cavavano con una multa di 200 euro. È veramente una cosa assurda. Adesso le aziende rischiano di essere confiscate da 2 a 6 anni ed è previsto anche il carcere. Ben venga, bisogna rincarare su questa cosa qua. Anzi, io aggiungo di più, i beni delle aziende devono essere confiscate per bonificare le aree che sono state inquinate e per pagare e ripagare chi ha subito il danno a livello di salute pubblica. Questa qua è una cosa. Poi
successa anche un'altra cosa che ha dell'incredibile, che tutte le aziende che si dovevano mettere in regola entro il 31 dicembre 2015, okay, questo previsto nelle varie autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla provincia, piuttosto che sia stata fatta una delibera spinta da un'industria portata avanti comunque da delibera fatta dalla Lega in Regione, dal 1537 del 3 novembre, che dice che queste aziende possono fare domanda entro il 29 febbraio 2016 e hanno la possibilità di mettere a norma i loro impianti fino a tutto il 2018. Cioè, ma qua stiamo dando la possibilità a queste aziende inquinanti di devastare per altri 3 anni l'area veneta. Cioè, è veramente una cosa assurda. Ritornando sulla questione della SESA, sì, ci sono anche gli aspetti positivi, danno lavoro a più di 300 persone. È un'azienda virtuosa perché guardiamo che forse è il male minore, nel senso, e mi voglio spiegare bene su questo, guai se non ci fosse stata, perché sarebbe stato incenerito tutto quello che è entrato fino adesso in SESA e non posso bruciare un chilo di prodotto per triplicare quella sostanza che va nell'aria, diventa invisibile, però specie le nanopolveri vanno negli alveoli polmonari, in 60 secondi sono nel sangue, e sicché le patologie non sono più il classico tumore al polmone, ma delle varie forme di leucemia piuttosto che il tumore al cervello, che in alcune aree insiste parecchio e sta molto preoccupando. Cioè, ben venga che anche il secco per quasi il 95% viene recuperato, come viene recuperata la plastica, la carta e così via. Però va bene il riuso e il riutilizzo della materia prima, ma è anche una ricchezza questa cosa qua, perché noi diamo a queste aziende soldi, questi sono tradotti in soldoni alla fine, Ma è mai possibile che un cittadino deve pagare delle bollette così alte? E ci dicevano una serata, 10 giorni fa circa, che c'erano cittadini che facendo alcuni calcoli pagavano 130 euro per ogni componente del nucleo familiare. Quando in quella serata lì c'era l'ingegnere mandato, gli abbiamo detto: senta ingegnere, ma non è possibile abbattere questi costi, ci dica, perché già ci sono dei disagi, no? Cerchiamo di abbattere. Quanto costa a SESA questa cosa? L'ingegnere ha dichiarato che 70 euro. Da 70 a 130 c'è un'enorme differenza. Noi vogliamo capire quei soldi lì dove vanno, a chi vanno e come sono gestiti, perché qua bisogna riproporre un riefficientamento del sistema, perché questo sistema qua purtroppo è andato allo sbando, perché nei vari consigli di amministrazione poi chi troviamo sono sempre coloro che amministrano i comuni, che in qualche maniera poi è un qualcosa che ritorna nelle casse comunali. Poi bisogna parlare anche di contributi di filiera, i soldi che ritornano veramente nelle casse comunali, e bisogna insegnare ai cittadini come si fanno a fare questi conteggi qua, perché molto spesso gli assessori non conoscono, non sanno neanche cosa sia questa cosa. Dunque bisogna rimettere in discussione tutto, bisogna fare un sacco di informazione, bisogna dare la possibilità ai cittadini di poter decidere, perché purtroppo il cittadino italiano negli ultimi 20 anni di mala politica, e qua intendo dall'estrema sinistra all'estrema destra, si è abituato a delegare che qualcuno risolva per lui. I giovani sono rassegnati e non si addentrano in questi meccanismi perché ti dicono che sono delusi da tutto e dicono che questo non andrebbe a cambiare nulla, sicché tocca ancora a noi dare una sterzata per cambiare questa brutta piega che il sistema ci ha portato fino adesso. Ritornando nuovamente comunque a SESA, ci sono 10 megawatt che escono da lì, e ci diceva il professor Tamino che 10 megawatt prodotti da biodigestori equivalgono a un passaggio giornaliero di 8.700 auto Euro 5. Noi siamo convinti di abitare in campagna e di respirare aria buona. Ecco, la pianura padana è uno dei 5 posti più inquinati al mondo, siamo quasi equiparati a Pechino. Ecco perché così tante patologie respiratorie. Noi nella nostra zona abbiamo quasi 4 volte tanto casi di asma e patologie respiratorie in genere rispetto a un'altra persona che abita su ad Asiago. È estremamente grave questa cosa qua, e su questo bisogna intervenire. Non possiamo far finta che non esista questo problema. C'è una direttiva europea che è la direttiva 50 del 2008